Assessore, con la modifica di oggi delle linee guida si amplia la sperimentazione per l'abitare possibile in Friuli Venezia Giulia. Sì, va nella direzione di continuare un grande lavoro che si fa verso la domiciliarità delle persone con disabilità. Noi avevamo già delle linee guida che erano un po' più rigide, oggi le ampliamo, con questa delibera le ampliamo anche per mettere a frutto alcune esperienze che ci sono già sul nostro territorio e che sono esperienze che vanno in modo molto importante verso il cambiamento, diciamo così, delle modalità di prendersi cura o di prendere cura e portare il più possibile verso l'autonomia le persone con disabilità. Abbiamo fatto delle linee guida che prevedono delle deroghe alle precedenti, quindi anche prevedono per esempio la possibilità di allargare alcuni numeri, alcune misure strutturali, perché questo ci permette di rendere anche merito ad alcune sperimentazioni che ci sono nel nostro territorio e che accolgono in strutture che hanno caratteristiche domiciliari, di casa, per le persone con disabilità.